bentrovati. La puntata di oggi si intitola Fino all'ultimo respiro per i giovani. Una frase di San Giovanni Bosco, un santo, un sacerdote che ha speso tutta la vita per i giovani. E quando c'è un carisma così forte sappiamo che le opere e il ministero non finisce con quell'uomo. Io do il benvenuto ovviamente a Don Salvo Bucolo, ma anche il benvenuto al nostro ospite Armando Bellocchi del CGS Life. Don Bucolo, cosa intendiamo dire, cosa vogliamo fare quest'oggi con questa nostra trasmissione? Allora, San Giovanni Bosco è un santo conosciuto in tutto il mondo, non solo all'interno della Chiesa ma anche fuori dalla Chiesa, perché è il cosiddetto santo dei giovani e le sue intuizioni, le sue profezie, il suo carisma, sebbene di qualche secolo fa, è molto attuale, anzi è molto più avanti di quanto lo siamo noi. E lui ci mostra la modalità più opportuna, più giusta, più profetica nell'interagire con i santi. E questa realtà di San Giovanni Bosco, o meglio la famiglia salesiana, si trova in tutto il mondo, si trova anche dalle nostre parti. Noi abbiamo una bellissima realtà da diversi anni, da decenni, forse ben dire, che si trova esattamente a Biancavilla. Per questo abbiamo invitato Armando Bellocchi, che possiamo dire è il fondatore, uno dei padri del CGS Life, il Circolo Giovanile Socioculturale Life, che da tanto tempo opera cose straordinarie per la promozione dei giovani. Ma io direi lasciamo subito la parola a Armando, perché ci spiegherà meglio come lì in questa realtà incarna lo spirito di San Giovanni Bosco e quindi lo spirito della famiglia salesiana. Sì, professor Armando, allora San Giovanni Bosco, un sacerdote vissuto nell'Ottocento, che a lei cosa ha ispirato? Ma possiamo parlare di 50 anni fa. Eravamo un gruppo di giovani adolescenti che ci siamo ritrovati attorno a un musical. Allora era appena uscito Jesus Christ Superstar. Abbiamo pensato di farne una versione italiana e quello forse è stato il seme che ci ha caricato per questi anni. È chiaro che negli anni poi si è maturata una consapevolezza maggiore, e la consapevolezza è quella di utilizzare i mezzi di evangelizzazione, che può essere anche il teatro, la musica. Stiamo vedendo già alcune vostre opere. Questo è l'ultimo musical, che è Dalla fine del mondo, che proprio su Papa Francesco abbiamo proprio le immagini, si riferiscono lo spettacolo che abbiamo fatto a Roma 2 settimane fa. E lo utilizziamo per evangelizzare sia all'interno noi stessi ma anche fuori. Ma più che evangelizzare io userei la parola testimoniare, perché si fa un percorso di vita all'interno del gruppo e quindi quello vogliamo portare agli altri attraverso appunto il teatro, la musica e anche il cinema. Abbiamo fatto anche dei film. Attualmente sono circa 90 ragazzi, ma ne sono passati tanti in questi anni, quasi 600. In più tante coppie si sono conosciuti in gruppo e i loro figli continuano a ereditare questa esperienza. Sì, quando si parla dei salesiani io ricordo sempre un mio cugino più grande di me, i famosi oratori dei salesiani. Loro coinvolgevano soprattutto questi ragazzini con il calcio, quindi si andava a giocare. Esatto. Ecco, il carisma dei salesiani è sempre quello di aggregare i ragazzi in qualche modo. Ecco, il nostro ospite lo fa attraverso l'arte, attraverso i musical. Attraverso una creatività, perché io penso ciò che è centrale fra le tante cose nel loro servizio è il fatto che le nuove generazioni si sentono pienamente protagoniste, che non sempre è scontato all'interno sia della Chiesa che della società, perché sappiamo che quando un ragazzo si sente protagonista, si sente attore, si sente spronato ad essere in gioco,
e soprattutto è spronato a mostrare la sua creatività. È chiaro, tutto questo crea una fecondità e io sono sicuro che la bellezza di questi spettacoli è proprio il fatto che c'è un uomo, una persona, un'equipe, ma anche di persone che non solo stanno dietro, non solo li seguono, ma soprattutto credono in loro, nelle loro potenzialità, e questo penso che sia altamente educativo ed è in fondo anche lo spirito di San Giovanni Bosco. Ecco, la vostra attività si ferma solo a questi momenti di arte, nel senso, immagino che per mettere su uno spettacolo, un musical, vi ritrovate, provate tante volte, eccetera. No. Ecco, in cosa poi in realtà consiste il lavoro con questi giovani, al di là del musical, al di là di quello che fate dal punto di vista artistico? Sì, diciamo che è come una sedia a 3 gambe. C'è l'attività, che appunto sono le prove, e quindi rendere come protagonisti questi ragazzi, c'è la preghiera e c'è la formazione permanente. Le 3 cose sono essenziali e non può essere una gamba un po' più lunga dell'altra, altrimenti lo sgabello non sta tanto bene. Quali sono le problematiche in questo momento dei giovani che sono più forti? Ecco, forse con voi che ci lavorate e che non siete genitori, non siete amici, ma siete delle figure sicuramente di riferimento. Ecco, qual è la cosa che più di tutto li angoscia o comunque li pone in una situazione critica? Ma io credo che non è il problema di oggi, era il problema anche di 100 anni fa, quando Don Bosco ha incontrato il primo ragazzo, Bartolomeo Garelli, ed è riuscito in questo colloquio, era un ragazzo venuto dalle campagne, se lo ritrova in chiesa ed è riuscito a tirare fuori, non sapeva fare nulla, non sapeva né leggere né scrivere, non aveva fatto il catechismo, una cosa l'ha trovata, sapeva fischiare. E allora in quel saper fischiare. Allora i ragazzi di oggi molto spesso non credono nelle loro capacità. Allora sta nel tirare fuori le loro capacità e vedere che hanno una ricchezza incredibile, e allora questo dice, beh, ho qualcosa da dare agli altri, ma non è solo un discorso di sentirsi protagonisti e quindi dare qualcosa, ma darla perché io ho scoperto qualcosa all'interno. Quindi c'è un cammino di fede soprattutto, che ovviamente non viene forzato, ci sono dei tempi, e i tempi che richiede la maturità anche nella fede, in questo senso. Ecco, la regia ci sta mandando un filmato, ecco, lo vediamo. I vostri temi sono sempre a sfondo religioso? Non sempre, però anche hanno dei contenuti, sicuramente dei valori. Generalmente i nostri musical sono scritti da noi, la maggior sono parte originali. Sono originali e provengono da una riflessione fatta dai ragazzi e poi vengono tradotti in musica, in danza, in scenografie, in recitazione. Quindi è un lavoro corale, anche la scrittura dei testi? Certo, perché nasce... poi magari a scriverlo saranno in pochi, però i contenuti principali vengono scelti e vengono condivisi e riflettuti da tutti, altrimenti uno si limita a fingere quando sale su un palcoscenico o in un film. E sono ragazzi che studiano, che so, danza, canto, oppure alcuni sono ragazzi che hanno imparato a recitare, a suonare, a cantare lì, e magari hanno fatto anche strada, perché alcuni sono dei musicisti professionisti, laureati in musica, alcuni hanno studiato danza, e poi facciamo anche dei corsi interni di recitazione, di danza, di canto a un certo livello, e quindi però loro poi imparano. Tutto è un volontariato, diciamo. Sì, certo, è tutto un volontariato, anzi mettiamo di tasca noi per poter fare questi tipi di lavori. Quindi è un messaggio che come dire, viene veicolato attraverso l'arte, che è una delle forme più belle, più alte, diciamo. E poi una cosa che giustamente diceva Armando, che in fondo potrei in una sola parola tradurre: l'arte dell'educare, cioè il fatto che ciascuno ha un qualcosa
perché i ragazzi pensano di non aver nulla, di non avere nessuna dote, nessuna qualità. Quindi il fatto di aiutare il ragazzo a capire che c'è quel qualcosa che può uscire fuori per mostrare che ha una sua creatività, una sua identità, può dare qualcosa agli altri. Quindi questo in fondo significa educare, da latino ex ducere, perché questa è l'educazione. Noi non dobbiamo plasmare il giovane, il ragazzo, il fanciullo secondo i nostri schemi, secondo i nostri criteri, ma dobbiamo far uscire fuori quello che lui è, ma potremmo dire quello che Dio ha plasmato fin dal grembo materno. E quindi quest'opera è un'opera, io direi, altamente educativa, che va all'avanguardia e che in realtà funziona, perché se uno va a trovare questa realtà ci sono tantissimi giovani entusiasti che mostrano la gioia di essere veramente se stessi, perché poi alla fine la migliore educazione è quando aiuti un ragazzo ad essere pienamente e veramente se stesso. Ma l'arte avvicina a Dio? Secondo me sì, anche perché Dio è l'artista per antonomasia, Dio è il creatore. Se uno guarda le galassie, guarda le stelle, guarda l'universo, guarda il mondo, solo un artista come Dio poteva fare questa bellezza. Tant'è vero che noi siamo immagine di Dio. Se noi siamo artisti, non è una cosa che viene da noi, ma perché c'è questa impronta divina che Dio ha messo a noi, e quindi noi possiamo dire concreiamo, procreiamo, continuiamo la creazione creativa di Dio. Bene, io direi di fermarci per qualche istante e riprendiamo fra pochissimo. Fino all'ultimo respiro per i giovani. Il nostro ospite Armando Bellocchi del CGS Life, che sta per Cinecircoli Giovanili Socioculturali, ma in effetti dietro c'è la spiritualità salesiana. Una volta si chiamava Centro Giovanile Salesiano. Però fondamentalmente è quello. Per vi le ispirate istituzioni a Don Bosco. Sì, ci ispiriamo a Don Bosco, però ci occupiamo anche, ovviamente siamo una delle 9 associazioni cinematografiche riconosciute dallo Stato, che si occupa anche di cinema ed educare attraverso anche il cinema, quindi tocchiamo anche quell'aspetto lì. Che riscontro avete quando andate in giro a portare le vostre opere musicali? Beh, i riscontri sono vari, perché andiamo soprattutto nelle piazze o nei teatri, siamo stati un po' in tutta Europa, soprattutto in Italia, ma anche in giro. Diciamo, fra le esperienze ce ne sono state tantissime. Vorrei ricordare in modo particolare un'esperienza fatta ad Albarè, vicino in riva al lago di Garda, con una comunità di tossicodipendenti, di recupero per tossicodipendenti. È stata un'esperienza molto ma molto bella, anche dove abbiamo fatto un laboratorio teatrale coinvolgendo non più ragazzi. Il più piccolo aveva 29 anni, si chiamava Andrea. E diciamo che sono stati coinvolti in una maniera incredibile, perché non ci aspettavamo una risposta di questo tipo, anche se all'inizio erano molto scettici. Appunto, dicevo, questo Andrea in modo particolare è riuscito a cambiare vita grazie a quell'esperienza teatrale, no? E qualche mese dopo che siamo stati lì, la mamma ci ha scritto dicendo: so che siete stati importanti per mio figlio, ha cambiato vita, finalmente è riuscito, ha trovato un lavoro, peccato che a 100 metri da casa era con la moto, è stato investito, e voi siete stati quelli più importanti, e ora non c'è più. Siamo andati poi a trovarlo al cimitero. È stata un'esperienza bellissima anche con i genitori stessi, perché loro avevano pregato tanto per lui, e per noi è stato veramente, come dice, uno spettacolo può cambiare la vita di una persona, e per noi, ecco, questo è il motore che ci muove. Certe volte non pensiamo, chissà, i grandi spettacoli con grandi numeri, ma
può cambiare la vita anche della persona che meno ci aspettiamo. Ci è capitato più volte una cosa del genere. Anche una ragazza che aveva già deciso di suicidarsi, e grazie a un nostro spettacolo scopriamo che ha cambiato. Boh, non lo so. Di cosa parlava questo non lo so spettacolo? come è capitato, però Dio scrive in maniera strana. Certo, ecco. certo, perché stiamo dicendo che i vostri spettacoli hanno sempre dei contenuti di fede o comunque dei messaggi di vita, di speranza molto forti. Sì, ma devo dire che più che lo spettacolo, i contenuti sono i ragazzi stessi. Il modo come lo vivono, perché non è solo lo spettacolo, è quello che ci sta attorno, anche il montare uno spettacolo, lo smontare, l'aiutarsi a vicenda, il superare determinate difficoltà, e questa è la cosa forse più importante, quello che ci sta dietro lo spettacolo. Don Salvo, il Signore si serve di qualunque mezzo per raggiungere ciascuno. Esatto. E in questo caso il nostro ospite ci sta spiegando che addirittura un ragazzo ha cambiato vita e poi però è morto. Per i genitori è stato anche quello un segno, no? Se si ha fede, nostro figlio era perduto, si è convertito e poi subito dopo è morto. Certo, il dolore ovviamente è fortissimo, certo, però è singolare come il Signore riesce a raggiungere le persone come vuole, esatto, e con i mezzi più per noi inimmaginabili. Persino esatto, uno spettacolo teatrale può cambiare, può deviare il corso di una vita. Come diceva Armando, quello che loro fanno lo fanno perché ci credono, e tante volte non importa il numero, non importa, perché qui non siamo a cercare audience, qui il fine è l'evangelizzazione. Qui il fine è arrivare nel cuore della gente, nel cuore dei ragazzi. Quindi basta che quel messaggio possa realmente, concretamente arrivare in un solo ragazzo, in modo inconsapevole, perché chiaramente chi fa lo spettacolo non sa a chi si rivolge, o perlomeno non sa dove sta arrivando quel messaggio. Quindi basta un solo ragazzo e quello è straordinario. Quindi possiamo vedere come, leggendo nella storia, quel ragazzo che poi è morto in qualche modo ha fatto l'esperienza forse del senso della sua vita, forse dell'amore di Dio, perché il grande problema dei ragazzi è quello di pensare la loro vita senza un senso, senza un significato. Quindi probabilmente vedere quei giovani fare questo spettacolo, scommettersi in questa cosa e farlo con tanta gioia, questo l'ha mosso. Quindi sono pienamente d'accordo con quanto ha detto Armando, non è tanto il contenuto, non è tanto lo spettacolo, ma sono volti di persone, di ragazzi, che per realizzare quella cosa lì hai voglia che ce n'è fatica, hai voglia che c'è tanta passione, tanto cuore, tanta pazienza, ma di ragazzi che mostrano nel loro volto la gioia dello scommettersi. Credo che questo sia il modo più reale, più concreto per evangelizzare, e poi piace anche la dicitura life, in fondo proprio perché questa realtà celebra la vita, è una realtà di testimonianza cristiana, perché il cristianesimo è nient'altro che la celebrazione o la promozione della bellezza della vita, e San Giovanni Bosco in questo ne è un grande maestro. Però molti musicisti mi dicono che i ragazzi non vogliono più, come dire, studiare, applicarsi, perché ormai ci sono tutte, si aiutano col computer, per cui questa creatività un po' sta andando a scemare. Lei invece ha un'altra esperienza, un altro tipo di esperienza. No, ma la creatività è chiaro che chi non ha le capacità si dà aiuto come può, anche con l'intelligenza artificiale, ci mancherebbe, però quando so che viene dalle mie capacità, allora è tutta un'altra cosa. Quindi i ragazzi, io penso che sono soddisfatti quando creano una coreografia, sapere, ecco, ci ho messo il cuore, ci ho perso tempo, e allora sì, quello è qualcosa che sto esprimendo io. Quando fanno una canzone o esprimono, lavorano anche su come curare l'espressività di un brano, è tutta un'altra cosa rispetto, si impara, ma fondamentalmente è quello che dicevamo prima, alle volte non si è coscienti della ricchezza che uno ha dentro, il problema è tirarla fuori. E poi in tutto questo
gioca molto la continuità, perché forse il problema più grosso che c'è oggi è il fatto di iniziare e poi magari lasciare a metà le cose perché mi scoraggio, oppure ecco, la continuità, ecco, sta benissimo nella puntata di oggi, fino all'ultimo respiro, vuol dire fino alla fine, non c'è un momento in cui io devo mollare oppure vado in pensione, ecco, ormai ho fatto tanto. Don Bosco ci ha insegnato tanto in questo senso, fino all'ultimo istante è stato per i giovani, ed è quello che cercheremo di fare, o almeno speriamo di fare anche noi, perché nella continuità sappiamo che poi arrivato a un certo punto i ragazzi, anche perché non sempre sono situazioni che vanno a buon fine, c'è anche il ragazzo che si scoraggia e si ferma a metà, c'è quello che magari dopo qualche tempo riprende, ma sa che c'è un punto di riferimento. Ecco, a quel punto la continuità gioca a loro favore. Sa che ecco, c'è lei ha scelto questo modo di approcciarsi con i giovani, quindi lei ha sposato il carisma di Don Bosco, ovviamente. Non ho sposato solo io il carisma di Don Bosco, l'ha sposata anche mia moglie, che ho sposato. Ah, ecco. E anche in un certo Voi senso come coppia. i miei figli, ma anche molti dei ragazzi, senza nessuna... Questa è una cosa interessante, non ho mai detto vuoi fare, io sono un cooperatore salesiano, il terzo ramo della famiglia salesiana, diciamo. Hanno scelto di diventare cooperatori salesiani, alcuni stanno facendo ancora il cammino, altri all'interno del gruppo hanno fatto delle scelte non solo matrimoniali, ma anche sono diventati sacerdoti. Cos'è esattamente un cooperatore salesiano, per chi non conosce? Vive lo spirito di Don Bosco, ma da laico. Esatto. E quindi, come ci sono i salesiani, i sacerdoti, le FMA, le Figlie di Maria Ausiliatrice, il ramo laico è questo, quindi lavoriamo con lo stile di Don Bosco e quindi siamo coscienti di avere questa spiritualità. Ecco. Quindi lo stile di Don Bosco. Ed è bello anche questo ramo laico, che mostra anche la profezia della Chiesa. Una Chiesa in cui non solo i sacerdoti, non solo i religiosi, ma anche i laici diventano un punto di riferimento importante. Ed è bellissimo, poco fa quando abbiamo sentito, il fatto che noi ci siamo. Può capitare che un ragazzo possa lasciare, possa stancarsi, è umano, ma loro ci sono, loro sono lì. A garantire quel fino all'ultimo respiro, noi siamo qui per i giovani, e io credo che questa per i giovani, per i ragazzi, è una bella esperienza di Chiesa. Non è una Chiesa anche che ti giudica perché magari in quel momento hai mollato, perché sappiamo che la vita è complessa. Un ragazzo può avere tanti stati d'animo, tanti pensieri, però noi ci siamo, e credo che questo diventa un esempio che dovrebbe essere l'ordinarietà nella pastorale della Chiesa. Quindi voi fate queste prove, li coinvolgete con i musical, però poi c'è appunto la parte, lei diceva, evangelizzatrice, che si sposa con l'arte in questo caso, e poi cos'altro? E poi cos'altro? Il gruppo è diviso in varie fasce, perché va dai 10 anni ai 65 anni. È chiaro che non si può avere lo stesso tipo di formazione, di preparazione, ognuno ha bisogno di una cura particolare, è come una grande famiglia. Cioè, come glielo fate incontrare Dio? Ma Dio è un'esperienza, non è un ragionamento. Esatto. Quindi nel momento in cui tu fai un'esperienza, facciamo sì dei ritiri, dei campi, però attraverso la testimonianza e il vivere certe esperienze, ne faccio un esempio. Spesso li porto in via Etnea la sera a gruppetti a portare qualcosa da mangiare ai senza tetto, che devono preparare loro, non comprato, che quindi devono pensarlo. E quando si mettono a parlare, a chiacchierare, c'era una ragazza quest'anno, è stata tutto il tempo a piangere, perché non si sa se era pianto di gioia o pianto, però dice: io oggi ho incontrato Gesù, è già tanto, no?
anche in queste piccole cose, quindi non sono solo spettacoli, ma sono esperienza di Dio. Quindi se io voglio incontrare Dio non devo parlarne, magari devo fare esperienza. E Dio ti parlerà nel momento che tu sei disposto ad ascoltare, però prima devi fare silenzio, è chiaro. Questo diventa un insegnamento importante che io condivido a piene mani. Io, proprio perché incontro Dio, lo sperimento, poi Lui mi parla. Noi purtroppo siamo abituati a pensare a un Dio che parla, un Dio che non conosco e che poi devo mettere in pratica il suo insegnamento. Ecco, questo non credo che funziona. È l'esperienza di Dio fatta anche in un servizio, fatta anche in un incontro con una persona indigente, come portare un pasto a un barbone. Quella è l'esperienza di Dio. Quindi io credo che il cristianesimo ha bisogno di carne, ha bisogno di concretezza, ha bisogno ancora oggi di questo spirito salesiano che fino all'ultimo respiro si dona a tutti per i giovani, perché questa è l'esperienza più straordinaria di Dio. E c'era Giovanni Paolo II che diceva: stare con i giovani, lo diceva in polacco ma poi lo ha anche tradotto in italiano, stare con i giovani ti fa sentire o ti rende giovane. Diventi addirittura giovane. diventi giovane, sì, ed è quello, penso, che Armando insieme a tutta la sua troupe sta sperimentando, che sono 50 anni ma il loro cuore è tutto giovane perché è preso da questa passione per i giovani in nome di Cristo. Bene, io direi di concludere con questo ricordo di Giovanni Paolo II. Ringraziamo la regia, ringrazio Don Pucolo, ringrazio Armando Bellocchi e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima!